Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi ci troviamo ad Arabba per iniziare il giro del Sella Ronda. Anche quest'anno siamo presenti qua in mezzo alle Dolomiti. Siamo in compagnia Del di mitico Jack. il Giacca. Buongiorno a tutti ragazzi. Lui è l'altro socio fondatore del canale, che non lo vedete spesso, però è tornato operativo con la bici. E in pratica oggi faremo il giro del gruppo del Sella, cioè questa catena montuosa qua. Tutto il giro in senso orario, quindi seguiremo tutte le indicazioni arancioni. Bene, saltiamo in sella, siamo qua alla prima risalita, Porta Vescovo, e partiamo. E si comincia col divertimento. Il giro del Sella Ronda in senso orario, quindi seguiremo le tabelle arancioni, mentre il giro verde sarebbe quello in senso antiorario, quello più da salita, mentre quello arancione che facciamo noi è quello da discesa, quindi con pochissimi metri di dislivello da pedalare. Allora, te gali dato l'iBike Tanta roba elettrica. schegua. Giovannino oggi è elettrificato. Mamma mia. Ma cos'è, una mullet? È perché il Davidone sarà più veloce in discesa e io dovrò recuperare in salita col motore. Non c'è niente da fare. Ma cos'è, una mullet questa? Sì, 29 davanti, 27,5 plus dietro. Bene, dai che partiamo. Mezzo plus, non lo... Fantastico! Oh. Che spondone! Che panorami! Roadline! Wow! Davido, prendi la scorciatoia, meno pesante. Non vedo niente. Voilà! Icarus Trail. Che paesaggio! Wow!
Eccoci qua amici, dopo essere quasi arrivati quasi a metà percorso. Circa metà percorso. E quello che vedete è il gruppo del Sellaronda. Noi siamo arrivati laggiù in lontananza, quella che si vede la Marmolada, siamo arrivati da poco sotto. Non siamo passati per Canazei, bensì abbiamo tagliato per Plan Flataces. E niente, trail bellissimi. E adesso andiamo a fare quello che vediamo qua su, è il Sassolungo, quindi siamo in mezzo a queste due montagne meravigliose. Quello che andiamo a fare è il trail del bike park di Val Gardena, che sarà molto divertente, Che ci porterà fino a Val Gardena. Che ci porterà a basso di Val Gardena. Dopo procederemo a arriveremo a Selva e prenderemo il Dantercepias. Mitico. Bene, proseguiamo. Fantastico! Parte super flow, il Giovannino è già scatenato. Compressioni. Eccoci arrivati al Sassolungo e il Giovannino si rifocilla. Benvenuti a Selva di Val Gardena. Stupendo.
Mr. Jack mangia ancora, deve ingrassare. È solo il secondo paninazzo di 3. Bellissimo il panorama anche da qua. Piste belle verdi, prati belli verdi. Eccoci arrivati ad Antercepies. Hai perso i guanti? Pronto? Adesso ci aspetta una delle discese più belle, fino a Passo Gardena. Eh sì. Eccoci al Passo Gardena, bellissimo. Dai che la gasiamo! Pazzesco! Col fosco e si prosegue. Come chiude?
Questa qua deve essere tutta la parte nuova che l'anno scorso non c'era. Abbiamo fatto la strada, siamo arrivati a Corvara. Beh, non male, dai. Bellissima Corvara, che dici? Ci trasferiamo qui? Fatta. Abbiamo fatto riposare un po' le mani e le braccia. E adesso si prosegue. Che bellezza! Fantastico! Wow! Pizzarlara, Pralongia, 50 minuti a piedi. Qua che sta più piano. Bello qua. Adesso andremo a fare un trail nuovo qua all'altopiano del Pralongia. Forza Mr. Jack. Va avanti il Davido? Vai, vai. Madonna che male alle mani. Bello. Wow. Guarda quanto è lungo questo, non finisce più. Bene, giunti sull'altopiano del Pralongia siamo distrutti abbastanza. Immancabilmente vento. Molto molto vento. Siamo cotti.
Sì, peccato che non posso tenermi la bici dopo la giornata di oggi, quindi devo andare a restituirla, ma è un buon spunto. Una buona bici. Sì, per i prossimi acquisti. Bene, ripartiamo, via. Via. Ho mani e braccia doloranti, non sento più nulla. Ammirate che bellezza, stupendo. Ultima risalita di giornata, siamo cotti praticamente. Facciamo un attimo un salto qua al terrazzo panoramico, bellissimo. Questa è la parte un po' più tecnica, l'ultima. Forse è quello dopo. Vedo la civiltà. Che male. Ah. Voilà! Eccoci giunti al termine con rientro ad Arabba. Che luce spettacolare che c'è a quest'ora.
fantastico. E qui termina il nostro giro. Siamo ritornati al parcheggio da dove siamo partiti stamattina, alla funivia Portavescovo. Direi che è stato tosto, ci vuole comunque un buon allenamento, se no la vedo dura. Bene, ci vediamo alla prossima avventura.